Buongiorno a tutto Serie D, oggi siamo in trasferta con mister Stefano D'Agostini, grazie per essere il nostro ospite. Grazie a te, Ciao Massimo. Dea. Siamo proprio a casa una delle case del Chios, no? Da Mauro Bressan al padel. Tra l'altro abbiamo scoperto un grande ex Pordenone, ora nelle giovanili dell'Udinese, Stefani, che sta giocando, insomma, una bellissima struttura. So che ti cimenti anche tu col padel, ormai è il nuovo sport, eh? Sì, con mediocrità, ma sì, mi cimento. Sì, Sì? sì. No, mi avevi detto che eri bravino. Giocatore mediocre, dai. E Stefano è più bravo. Stefano è molto bravo. Il padel è uno sport diventato molto divertente. Mauro Bressan è una bellissima realtà, una struttura tra le migliori in zona, insomma. Assolutamente. E quindi oggi abbiamo scelto di essere qua anche per visitare questo bellissimo posto, curiosi, per fare una chiacchiera con il presidente del Chions, Bressan, però anche per fare un punto con Stefano D'Agostini, allenatore del Tamai, ma come sappiamo attento osservatore della Serie D, perché adesso andiamo verso la volata finale. Dea, tu hai vissuto la D a vincere, a salvarsi, hai giocato un play-out, quindi sai dirmi come si vive, come bisogna guardare questo finale di stagione. Prima però parliamo di Chios con il presidente, sentiamo. Mauro Bressan. Allora, innanzitutto devo dire che ormai il padel è il tuo primo sport, no? È vero? No? No, diciamo che l'organizzazione è più dei fratelli che mia, perché io proprio per tutti gli altri impegni che ho, calcio, pallavolo, polisportiva. Però sta nascendo una bella realtà. Sì, siamo contenti, la gente è contenta, è un bel trovarsi insieme, fa gruppo, fa conoscenza. Qual è il giocatore di padel più importante che hai in questa struttura? Più importante naturalmente è l'amico Stefano De Agostini. Ok. Mi pare scontata la risposta. Sono tanti amici del calcio che fanno anche questo sport, quindi insomma è un bel ritrovarsi, dai. Assolutamente. Siamo contenti. Senti, Presidente, domenica l'ultimo sforzo. Come stai vivendo questo finale di stagione? Ero un po' preoccupato fino a domenica scorsa e l'altra, insomma, eravamo ricaduti un po' su queste giornate un po' oscure, no? che abbiamo avuto anche a fine giorno di andata. La squadra adesso si è ritrovata, mi pare che anche lo spirito è diverso, quindi la viviamo con le motivazioni giuste. Domenica speriamo sia la volta buona, insomma, per chiudere il discorso. Credo che con una vittoria andare a 42 punti, insomma, penso che possiamo veramente cominciare a pensare di averla fatta, insomma. Senti, a un certo punto è stata quella giornata complicatissima, quella serie senza vittoria, abbiamo sentito il direttore generale Sud, dove giustamente ci si è interrogati e tutti sono stati messi in discussione. Ti chiedo, che cos'è successo in quel momento? Il discorso un po' generale riguarda un po' la categoria, il campionato. Qua se molli un momento con la testa sei finito. E la Serie D è un campionato impegnativo che devi essere lì sul pezzo tutti i giorni, non tutte le domeniche, tutti i giorni. Probabilmente venivamo da dei buoni risultati e abbiamo mollato con la testa, non tanto fisicamente, con la testa. Abbiamo trovato anche in quel periodo due squadre veramente in gran forma, sia il Bassano che il Dolomiti Bellunesi, soprattutto l'ultima qui che sta facendo veramente un girone di ritorno stratosferico, perché è proprio una squadra forte. E poi così anche col Montebelluna non meritavamo, ma abbiamo preso un gol evitabilissimo che bastava magari non perdere, insomma sono stati momenti un po' così. Io ho sempre avuto grande fiducia del mister, dello staff e anche della squadra naturalmente. Lo sapete che non sono uno che è facile ai cambiamenti, a meno che non succedano cose impossibili. Abbiamo ragionato, abbiamo parlato anche naturalmente con il mister, l'ho visto determinato, l'ho visto convinto e quindi abbiamo deciso di proseguire con lui senza nessun problema, insomma. Mauro, è presto per parlare del futuro, lo faremo a salvezza acquisita, manca un ultimo sforzo, insomma, noi comunque abbiamo spesso più che altro lodato il campionato del Chions, solo che sono stati questi due blackout che hanno reso la stagione un po' più particolare, ma come dici tu, è la categoria, quindi adesso
Che stagione è stata per il tuo Chios? Io l'avrei firmata, al di là Ok. di come si è svolta, io l'avrei firmata di essere lì nella posizione che siamo, insomma, e quindi io sono stato contento, felice e ripeto, potevamo anche magari soffrire meno, qualche giocatore forse non ha reso come speravamo per motivi vari, perché poi sono tutti bravi ragazzi che si impegnano, che si danno da fare, quindi il calcio purtroppo è così, è un'alchimia che tante volte non spiega poi certi eventi, certi risultati che non vengono, Certo. eccetera. Quindi, però io ripeto, so bene da dove veniamo, so bene chi siamo, so bene che categoria stiamo facendo, quindi sono più che contento dell'andamento. Io spero veramente di poter dare la soddisfazione a tutti i tifosi, eccetera, di poter mantenere serenamente questa categoria. E noi ve lo auguriamo. Grazie a Mauro Bressan. Grazie a te Massimo e a voi tutti, buona giornata. Stefano De Agostini, parliamo di Chions. Allora, cosa ti ha convinto e cosa meno del Chions in questa stagione? Innanzitutto bisogna dire che sono stati bravi perché il primo anno della neopromossa non è mai facile, devi sempre cimentarti comunque con una categoria completamente diversa e capire anche i meccanismi di questa categoria e il Chions ha capito che è dura perché ha avuto un momento difficile nel giro di ritorno, ma come capita a tutte le squadre, sono stati molto bravi a reagire e secondo me la compattezza del gruppo, soprattutto di quelli dell'anno scorso, ha fatto sì che questa squadra adesso sia in un'ottima posizione. È mancata una punta, anche se a me Valenta comunque gli do un giudizio positivo. Volgan non era facile e comunque è riuscito a trovare il gol in certe partite decisive, siccome è mancato Carella. I numeri dicono questo, insomma, dispiace dirlo, ma i numeri dicono questo. Per fare quel balzetto, Sì, no? sì, è vero, forse loro puntavano tanto su Carella che alla fine non è riuscito a dare quello che tutti pensavano. Secondo me sia Bogan che Valenta hanno fatto un ottimo campionato. Buon campionato, no? 39 punti salvo e domenica in casa al Tesolini, abbiamo parlato, il Castagnato. È la partita che potrebbe darti la definitiva tranquillità. Certo, se vinci sei a posto. Sì. Anche perché il Chions poi avrebbe Treviso e Crudiense, Treviso in trasferta, Crudiense in casa e chiuderebbe in trasferta col Breno. Allora, parliamoci chiaro, in questo finale di stagione quei 3-4 punti da qualche parte li vai a prendere, no? Insomma, il calendario, io vedo che Chios ha la potenzialità di 4 punti Sì, qua, no? O 3, quelli che mancano. Anche perché insomma io penso che la Cloudiense dipende molto da quello che farà domenica, perché se viene fuori senza perdere contro il Belluno è già praticamente in Lega Pro e quindi è Infatti. chiaro che alla fine puoi giocare con un po' più di tranquillità. Chiaro che se perde allora le cose si complicano perché la Cloudiense deve comunque giocare. Certo, certo. Allora, guardiamo un po' la classifica, analizziamo questa volata finale. Come detto, il Chios ha un match point domenica al Tesolin col Castagnato, poi a Treviso, Clodiense e Breno. Al momento il Chios ha più 3 della Luparense che occupa la prima posizione play-out, ma la cosa confortante per il Chios e non per il Cernes Muzzane è che ha più 13 dal Cernes Muzzane, che è l'ultima squadra che in questo momento della griglia play-out e non li farebbe per la forbice. Quindi, insomma, in virtù di questo, veramente potrebbe avere la matematica già domenica con 42 punti il Chions. Complicato il percorso del Cernes Muzzane. Ti chiedo prima di guardare la volata finale, come la vedi tu. Domenica Principale ha parlato di un brutto atteggiamento della squadra, remissivo, ha parlato di una squadra anche baruffante. Io quando ho sentito questa cosa qua, devo dire, a un mese dal termine, lo trovo molto preoccupante. Tu che sei andato a giocarti un play-out, a un mese dal termine, non puoi essere così. Devi risolvere subito una cosa così. O no? Sì, sì, ribadisco, non è facile essere il Charlins adesso, capisco benissimo. Cioè, sei in una situazione dove pensavi tutto quest'anno tranne che di essere lì e quindi è chiaro che ogni cosa negativa la vivi in maniera amplificata, no? E quindi è chiaro che è difficile anche gestire il tutto. Hai giocatori che molto probabilmente non sono abituati o non sono mentalizzati per questo tipo di situazione, quindi è chiaro che tutto quanto
la vedo come una situazione affannosa, no? Avresti una gran voglia di tirarti fuori, non ce la fai e quindi vivi tutto, come ti ho detto prima, in maniera amplificata, e questo sicuramente devono essere bravi tutti, l'ambiente, mister, giocatori, tutti quanti devono essere bravi, perché è una situazione difficilissima e complicatissima. 26 punti, la classifica dice che la Luparense è a più 10, poi è Castagnato a 32, Breno 28, Cernis Muzzane 26. La corsa è sul Breno e non far scappare il Castagnato per giocare il play-out tra 14esima e 15esima. In casa la vedo dura, fuori casa. Quindi siamo comunque a parlare di una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato, ma ormai è così. Il calendario, Dea. Cernis incontra, altra sfida, domenica Mori Santo Stefano, è la finale, la prima finale. Finale. È già il primo play-out, chiaramente. No, cioè voglio dire, domenica si gioca la salvezza. Non importa come, non importa perché, importa fare 3 punti. Se non li fai, tu dici Se no comincia a diventare veramente preoccupante, perché poi sai, bisogna sempre capire cosa faranno quelle il Castagnato gioca col Chiose, potrebbe, noi lo speriamo, restare fermo a 32. Sì. Faccio un giochetto adesso. Se Cerlins vince, va a 29 e il Castagnato resta fermo a 32. Questa è l'ipotesi che ci auguriamo. Il Breno va a Bassano. Difficile, perché Bassano è una buona squadra. Quindi potrebbe restare a 28? Potrebbe. Potrebbe, però noi stiamo giocando. Ipotesi. Poi valutiamo altre cose, finito il giochetto del calendario. La Luparense gioca in casa col Treviso. Treviso È in calo? sembra che il cambio di allenatore abbia dato i suoi frutti, perché domenica ha vinto 2-0 col Montebelluna, quindi potrebbe essere anche che il Treviso va avanti, insomma, che vuol dimostrare di essere una squadra importante, perché la piazza non si accontenta di quello che è. Mettiamogli un punto, dai, per non essere troppo ottimisti. Dopodiché abbiamo il Cernis Muzzane che incontra in casa il Bassano. Che, come abbiamo detto adesso, è insomma una squadra tosta. Un punto col Bassano sarebbe già un bel andare. Sarebbe già un bel andare. Sì. Il Breno sfida in casa il Montebelluna. Lì si gioca tanto. Lì sì. Lì è importante. Noi facciamo un po' le ipotesi più difficili, no? Ovviamente più complicate, e poi vedremo cosa dirà il campo. Il Castagnato invece sfida in casa il Montecchio che non ha molto da chiedere. Che però è una buona squadra. Mettiamo, faccia un punticino. E la Luparense incontra la Floriense che secondo me vuole... Ti ripeto, dipende da partita lì, dipende da cosa faranno domenica, perché sai, se vai a meno 5, se vince la Dolomiti e va a meno 5, la Credenza è obbligata a battere la Luparense. Se vince o pareggia contro la Dolomiti è diverso, anche però noi lo teniamo un po' fermo. E infine andiamo con la Luparense che deve incontrare in casa l'Este. In questo caso secondo me si possono fare 3 punti e arriveremo poi allo scontro finale. Castagnato che incontra il Treviso casa sua, e Castagnato l'abbiamo tenuto troppo fermo, un 3 punti da qualche parte dobbiamo darglieli, e il Breno va a Montecchio, anche in questo caso almeno un punto glielo possiamo dare, no? Il Cernis Muzzane incontrerà alla penultima il Montebelluna fuori. Anche lì è partita Ricordiamoci che il Cernis Muzzane ne ha 24 in tutto l'anno. Sì, ma non è detto che per la fine non fai l'exploit. Si spera in un exploit. Sì. Ovviamente è un gioco. E chiudiamo l'ultima di campionato, Luparense e Cernis Muzzane a Carlino. E lì ti giochi definitivamente la stagione. Se pensi che all'inizio tutti pensavamo che fosse la sfida minimo playoff. Certo. Allora, l'ipotesi positiva di un Cernis Muzzane che è in grado di fare 3 vittorie e un pareggio, la vedo complicata, e tenendo fermo Castagnato che gioca con l'ultima con l'Adriese, dandogli una corsa, non una grande corsa, a Castagnato e Breno, solo così sarebbe fattibile una posizione play-out, ovvero un Castagnato che va piano e realizza solo 5 punti, un Breno che va piano ne realizza 4, tu potresti ritrovare a 35 punti col Castagnato a 37 e giocare play-out. Questa è un po' una delle ipotesi. È chiaro che il Cernis Muzzane
deve fare almeno 7 punti da qui a fine anno, Partiamo fine dal, stagione. partiamo dal presupposto che non bisogna guardare altro, bisogna fare punti, perché è inutile stare lì a fare pensieri su cosa faranno le altre se tu non fai, perché è importante che già lì. Però il minimo, no? Arrivare almeno alla quota dei 33 punti. Sì, perché devi rimanere dentro quella per riuscire a fare questo benedetto play-out. Ma senti, cosa serve quando giochi, quando vivi un mese così, tu che l'hai vissuto? Ma innanzitutto bisogna cominciare a fare dei gol, che quella è una cosa importante, perché possiamo dire che a parte questa partita, da quando è arrivato Principali non mi sembra che il Salense abbia subito tantissimo. Il problema è che ha segnato troppo poco. Questo è uno dei problemi grossi di questa squadra, che fa pochi gol, ed è questo secondo me in un'ottica a 3 punti che ti fa pensare, no? Che ti da tanto, perché ci sta che una partita con la Dolomiti che sta rullando tutti, la perdi 2-0 in casa, atteggiamento non atteggiamento, ma una squadra forte la Dolomiti è in questo momento, assieme alla Clodiense stanno facendo lo stesso passo, quindi ci sta questa Ci può stare, ci sta, ci può perché è una stare. squadra forte. Ma in questo calendario però tu vedi un Challenge che ha almeno 2 A vittorie, me fare- sì, a me sì, a me sì. ci sta, Se tu non batti Mori e Montebelluna, allora chiaro. sì, è inutile che stiamo qui tanto a Sì, parlare, perché chiaro. insomma il calcio, sai, noi siamo sempre abituati a vedere cosa fanno le altre, bisogna fare punti, c'è poco da fare, e 26 effettivamente sono troppo pochi, dai, Sono troppo pochissimi. pochi. Ma comunque la migliore delle ipotesi, io direi la migliore delle ipotesi sono 9-10 punti, no? Sì, Io non certo. credo in un unplane, non ha, può Glielo succedere, auguriamo glielo di auguriamo, cuore, ma è di difficile. La migliore cuore. delle ipotesi sono quelle. La peggiore delle ipotesi è quella di fare solo 4 punti e andare a 30 punti. In quel momento lì, a 30 punti, davvero devi sperare che il Castagnato non deve vincere solo 2 partite, altrimenti non deve fare solo 5 punti. Se riesci a fare i play-out con 30 punti, beh, allora sei fortunato. Sei Sì, fortunato. perché sarebbero 15 punti a girone ed è una media troppo bassa. Sì. Troppo bassa. Con 30 punti è la soglia di non ritorno, però non è impossibile perché il Castagnato che ha il Chions, abbiamo detto potrebbe, ce lo auguriamo perdere, poi dovrebbe fare 6 punti con Montecchio, Treviso, Driese. Sì, ma se fai 30 rischi di arrivare terzultimo e devi guardare la sestultima, non più la Ah sì, quintultima, e c'è quindi anche il Breno di mezzo. diventa un po' più complicato, insomma. Molto molto complicato, sì, con una Luparense che è già più 10. Però secondo me tutto passa da domenica. Cioè domenica secondo me credo che sia una partita oh, È vero. assolutamente. Io mi sono messo a guardare il calendario adesso, forse anche troppo tardi. A un certo punto ho detto, mancano 4 giornate. Perché abbiamo sempre visto il Charlins come dire, beh, prima o poi piano piano esce e ci ritroviamo a 4 giornate con 26 punti. È pochissimo. È chiaro che che è una situazione difficile, complicata, e, e fai fatica anche a trovare il rimedio a questa situazione, perché come io ho già detto, secondo me Principali non ha fatto malissimo quando è arrivato. Cioè, forse fare tutto quello che ha fatto meglio, dobbiamo dire la verità, perché ha fatto 2 sconfitte, comunque ha battuto la capolista, questa sconfitta con la Dolomiti è preventivabile, direi, a prescindere, ma anche se sei squadra da lottare per i playoff, ci sta che perdi contro contro la Dolomiti, ma è chiaro che prima è stato fatto Prima è stato fatto poco, troppo poco. troppo E poco. adesso ci si gioca tutto in 4 partite, volata finale complicata col Chios invece che ce l'ha lì più vicina alla possibilità. Beh, abbiamo fatto un gioco un po', venuto un po' così, insomma, fare i maghi sui punti non è proprio facile, ma era solo per far capire che partite hanno le concorrenti per questa lotta a salvezza e con la evidente, una cosa emerge sicuramente, che almeno 7 punti almeno 7 punti devi fare per centrare questo Poi playout. l'augurio di tutti chiaramente è di avere più squadre possibile in Serie D, perché insomma sarebbe bruttissimo per il movimento, ecco, questa è la cosa. Appunto, chiudo con l'ultima domanda. Tornate a pensare un po' alla Serie D, se arrivi secondo, per il secondo anno, è tornata un po' di voglia di provarci. Ma io credo che il Tamai abbia nel suo DNA quella di andare in Serie D, poi sai che il Tamai è una squadra che ragiona molto. Però, insomma, questo No, è ritorno, chiaro che siete da ritorno da primi in classifica. no, del ritorno siamo primi in classifica, ragione di ritorno, che è una cosa di cui andiamo orgogliosi sicuramente.
Però purtroppo c'è anche il girone d'andata, no? È quello che è Certo, stato. però chiudere così bene. L'anno scorso eravate partiti forti, avete chiuso un Certo, po' stanchi. certo. Invece quest'anno il contrario. Potrebbe essere, visto che voi il gioco, l'hanno detto sempre tutti, il Tamai gioca bene, la qualità c'è, tu hai l'esperienza. Chiudere così non potrebbe far venire voglia di dire, vabbè, perché no? Dipende anche dal Gorizia, non solo da voi, non è Certo, facile. Però, innanzitutto bisogna vedere cosa farà il eh, Gorizia, che è una squadra insomma indubbiamente forte. E poi insomma è chiaro che, ti ripeto, io alle spalle c'ho una società che ragiona e dipenderà anche da questo, per insomma. lo stato di forma che avete adesso, se fossi secondo ci crederesti? Ma anche l'anno scorso noi siamo andati a giocare, cioè non è che siamo andati a fare le passeggiate, abbiamo fatto un mese di allenamenti duri l'anno scorso per arrivare come siamo arrivati in ottime condizioni. Ed è chiaro che quando sei lì a perdere non ci sta nessuno, quindi Chiudere 2 anni di fila secondo ha un valore? O piuttosto dici vorrei il prossimo deve essere, devo arrivare prima? no, perché sai, dopo il campionato di eccellenza friulana ha questa. Questo sono campionato, cioè, tutti i campionati hanno questa brutta cosa, che basta che trovi una più forte di te. E noi abbiamo avuto, insomma, l'anno scorso una squadra fortissima davanti, quest'anno c'è una squadra altrettanto fortissima davanti, quindi è chiaro che bisogna anche essere onesti e dire che abbiamo trovato due squadre troppo forti. Speriamo di non trovarne altre, che arrivino da altre, speriamo Sì, siano sì. quest'anno. In questo momento la Serie D continua da anni a vivere grandi difficoltà, quest'anno è stato l'anno più assurdo, con la crisi clamorosa a livello storico calcistico di questa categoria del Cerris Buzzani. Io non ho mai, non ho ricordi di squadre costruite per... Non credo di aver mai visto, da quando io vedo la Serie D, due squadre come Ciarlinzo e Luparenzo costruite per vincere, finire tutte e lì. due nei play-out così, e pensare che fino a poco fa c'era anche l'Adriese, che è stata brava a tirarsi fuori nelle ultime partite, ma una cosa così era difficile. Chiudo dicendo Cernis Muzzane e Chions per questa volata finale. Chions di basta una partita, Cernis Muzzane di più. Dimmi un uomo che dici tu da allenatore, questo potrebbe essere l'uomo, il leader, il giocatore che mi serve adesso per chiudere i conti o per fare lo scatto che il Cernis Muzzane non ha mai fatto del tutto. Dimmi un nome. Cioè, Visto è da dura. fuori, Io da chi vuoi. spero sempre Belcastro, che Belcastro. tiri fuori qualcosa, e anche Fida, sono due giocatori insomma, Ok. che non possono essere quelli che abbiamo visto quest'anno. Ok, e Chions, chi gli Perché chiedi l'ultimo è gol? chiaro che insomma andiamo da Valenta, no? È chiaro. Gli chiedi l'ultimo gol, Beh, è chiaro, quello decisivo. è chiaro. Grazie Stefano Legostino. Grazie a te. Vai a giocare a padel, adesso beviamo qualcosa. No, beviamo qualcosa insieme. Va bene, ciao, alla prossima. Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla Serie D da Tegil di Lignano insieme a Federico Francioni. Ciao Francio. Ciao Massimo e buonasera a tutti. Abbiamo seguito il Brian Lignano nella fase nazionale di Coppa Italia. Queste puntate sono state tutte contraddistinte anche appunto dall'aggiornamento sul Brian Lignano, ne parleremo. Eliminato dalla Solbiatese nonostante la vittoria per 1-0. Ma prima di parlare anche di questa partita, vedendo un po' di immagini, scegliendo quali sono stati i protagonisti assieme a te, Francio, parliamo di Serie D. La Serie D che ci dice che il Chions ha tornato a perdere un po' di certezze, non si può davvero mai stare tranquilli. No, è un campionato dove comunque ogni domenica ci sono sorprese. Purtroppo il Chions adesso arriva da 2 sconfitte consecutive e domenica hanno una partita difficile perché andranno in casa del Dolomiti Belluno, che è la seconda o la terza forza del campionato, quindi anzi è la terza, però con una partita in meno perché ha sospeso domenica, e quindi sarà una partita molto difficile, cioè sicuramente è una delle squadre più in forma, ma il Chions, ahimè, nonostante pensassimo fosse già salvo, invece ancora qualche punto deve metterlo in cascina, perché altrimenti si rischia di essere risucchiati, perché quest'anno mi sembra che i play-out siano molto, molto alti, anche se tutto dipenderà dal Ciarlins, perché il Ciarlins, essendo terzultimo, c'è anche la forbice degli 8 punti con la sestultima, quindi questo è un po' da vedere come andranno le cose. Infatti bisogna capire se ci sarà una terzultima a pochi punti, no? Una eventuale terzultima, che ci auguriamo non sia il Cernis Muzzane, a pochi punti garantirebbe una salvezza anche in caso insomma di una posizione
non da medio-alta classifica, come a un certo punto si sperava potesse avere Chions, che ha perso però con un Bassano che non prende gol da oltre 600 minuti, quindi un Bassano che sta bene. Sono Bassano sconfitte che ci possono anche stare. Assolutamente, poi ci sono quelle squadre che magari a inizio anno tu non pronostichi come possibili squadre che vanno dentro i playoff, invece 2 su tutte, il Portogruaro l'anno scorso retrocesso, perché non ricordiamoci che col Torviscosa aveva perso lo spareggio, però quest'anno ripescato, ha fatto una squadra di giovani e sta facendo un campionato di grande livello, e il Bassano uguale, perché comunque è una neopromossa e sta facendo un campionato che nessuno ipotizzava prima. Ecco. Portogruaro, Cerlins Muzzane, all'andata fu uno dei punti più bassi del Cerlins Muzzane, nel girone di ritorno siamo di nuovo in un punto molto complicato, perché serve assolutamente un alto per sperare in questa salvezza. Anche Principali nelle ultime 2 mi è sembrato tornato per le certezze. Secondo me col Bolzano fa una partita bruttissima il Cerlins Muzzane sotto tanti aspetti. Sono d'accordo, le partite tu fai la vittoria col Mestre, fai la vittoria con la Clodiense, prendi slancio, perdi un po' in maniera immeritata perché forse il pareggio a Est era il risultato più giusto, però domenica tu dovevi vincere assolutamente contro il Bolzano, che è quasi ormai retrocesso. È chiaro che adesso le partite sono sempre meno, la palla scotta ancora di più perché non c'è più ammissione dell'errore, e quindi il Cerlins probabilmente anche questo un po' lo paga, perché adesso è vietato sbagliare, quindi che sia Portogruaro o qualsiasi squadra bisogna andare a fare punti fuori e cercare di fare 3 punti, perché almeno ai play-out bisogna arrivarci. Poi guai se no, e dopo te la giochi. Questa squadra in questo momento è davvero una delle squadre che dà meno garanzia. A me adesso non piace neanche più. Cioè, a me dà l'idea che questa squadra piano piano si è trasformata in una squadra che ha anche qualità relative, se mi permetti. C'è stato proprio un'inversione di tendenza, nel senso che a inizio anno si è fatta una squadra con certi tipi di nomi, giocatori importanti per la categoria, non sono andati, perché le cose non sono andate il girone di andata, il girone di ritorno nel mercato di dicembre si è messo dentro magari gente con meno qualità ma più operaia e magari più abituata a lottare, a soffrire. C'è che prima di queste ultime 2 partite, come dicevi te, Principali aveva avuto un impatto super, 7 punti, adesso il passo falso col Bolzano, perché alla fine sono 2 punti persi, perché alla fine lo riporta un po' anche lui in una scia negativa. Però sai, se tu vai a vincere, esatto, però se tu vai a vincere a Portogruaro, e il Cerlins lo può fare, secondo me, tu recuperi i 2 punti persi in casa col Bolzano e la classifica sono sicuro che prende un'altra piega. È un cammino difficile, come abbiamo detto. Principali poi ha un'eredità che si porterà dietro, purtroppo con un giudizio anche che poi non dipende totalmente da lui, ma questo è. Il passato ce l'ha lui, se l'è preso in eredità, e adesso anche per lui è un compito difficile. Insomma, fine settimana in trasferta e di sabato per le 2 regionali di Serie D. Vincere la Coppa Italia Nazionale porta alla Serie D, è quello che vuole fare la Solbiatese, però posso dirti che andata e ritorno, io ho visto anche l'andata, questo Brian Lignano poteva tranquillamente passare. Il rimpianto dell'andata è clamoroso, perché oggi abbiamo visto un Brian Lignano di ottimo livello, no? Ma sicuramente io la partita d'andata ho visto solo il servizio sul tuo canale social, e devo dire che ci sono state 2 o 3 occasioni importanti per il Lignano che non ha capitalizzato, mentre loro sono stati molto più cinici, e prendendo questi 2 gol di vantaggio si sapeva che oggi non sarebbe stato facile. Detto questo, oggi è stata una partita equilibrata in cui Lignano ha avuto comunque parecchie occasioni, ma le hanno avute anche loro, perché va detto che anche loro, però sbagliandole, hanno tenuto vivo il Lignano. Però Lignano, secondo me ha giocato questa partita fino all'ultimo, tutti i 2 tempi. Ha giocato fino all'ultimo, probabilmente l'ultimo quarto d'ora, quando c'è stato il massimo sforzo prodotto, mettendo dentro un sacco di attaccanti, è stato forse il momento in cui si è reso meno pericoloso, purtroppo, anche perché primo caldo, le energie erano quelle che erano, perché comunque ricordiamo che parliamo di dilettanti e giocare domenica, mercoledì, domenica, anche perché ha una rosa lunga, è comunque faticoso. Peccato perché si poteva fare. La differenza l'ha fatta l'andata. A me dispiace di questo. Io dico bravo il Brelegnano per il percorso che ha fatto, per come lo ha fatto, con qualche rimpianto. Insomma, chiudo con un giochetto. Ti dico i 3 miei promossi, i miei 3 bocciati. Dimmi se sei d'accordo, se toglieresti o cambieresti qualcosa. Parto dai bocciati. Parto dai bocciati. Berzotti tra andata e ritorno. Lo teniamo? Sì. Poi
Del Fabbro quando è entrato? Oggi povero, non mi è piaciuto, non è neanche facile giocare Lo mai, so. entrare però non è entrato bene, non ha impattato su sta partita. E Sì. per quanto riguarda quella di oggi, ti faccio io un nome che non mi è piaciuto oggi, è stato De Cecco, Sì. che secondo me il primo tempo ha perso un paio di palle sanguinose in uscita che poteva anche Poi costare l'ho caro. anche cambiato. Sì, Va bene, sì. teniamo questi 3. Promossi, chi fa gol lo promuovi. Sì, Ciriello, anche se che- magari oggi è mancata un po' la brillantezza, non che abbia Dei avuto grandi tempi occasioni, però magari da lui purtroppo, avendo fatto oltre 30 gol, ti aspetti sempre il massimo, e comunque su punizione lui la gara l'aveva Comunque l'ha sbloccata. Campana? Campana secondo me ha fatto una buona partita di sostanza e cose, diciamo che forse, ne parlava adesso con l'allenatore del Lignano, un po' per caratteristiche nel suo centrocampo gli manca un po' quella mezzala che recupera il pallone Sì. e riesce a buttarsi dentro e a ribaltare l'azione. Però anche... Perché secondo me Zetto e Variola hanno fatto molto poi- filtro, ma però non Zetto sono... io te lo metto, però Zetto fa un Assolutamente. partitone. Ha fatto un'ottima partita. A me piace Variola, però c'è un problema. Tutte palle che questa difesa leggera. Io avevo Sai, bisogno... non però è- lui ha fatto... No. non lo metto tra i bocciati. No, ci non è mancherebbe. neanche facile, perché quando tu trovi una squadra completamente schierata, perché loro sono venuti qua a contenere il 2-0 e quindi non è facile trovare spazi. Zetto ha fatto una buona partita, anche se l'ha dovuto togliere secondo me perché rientrava dopo un mese ed era un po' in fatica, e secondo me anche Butti è entrato molto bene, l'ha un Però- po' cambiata la partita. Quindi Zetto me lo tieni, Ciriello me lo tieni perché ha fatto Sì. gol, mi tieni Campano o me lo cambi? No, ci metto Butti perché Ci secondo me metti ha avuto un impatto importante sulla partita. Va bene, noi abbiamo terminato tra Serie D e il Brian Lignano, si ferma qua l'avventura, noi torneremo invece dagli studi per parlare di Serie D e continuare a seguire questa stagione tribolata e complicata, aspettando, vedremo che arriverà, se il Brian Lignano, perché adesso è quell'obiettivo, o la Pravorizia. Grazie Francio. Grazie a te e buonasera a tutti. Ciao. Ciao.